Sì, ma lo so. Non torno qua Quindi non è semplice. Si sente? Un, due. La campagna di mezzogiorno è quasi finito, quindi siamo puntuali. Vi saluto a nome del Rotary Club Conegliano Vittorio Veneto e a nome del Rotary Club Conegliano. Sono contentissima di introdurre oggi questo quinto concerto meridiano, col quale ripartiamo dopo la pausa estiva. Vi devo dare due notizie. Una riguarda il fatto che dalla prossima volta, quindi dalla prossima domenica, differentemente da quanto avevo detto quando ci siamo lasciati a luglio, non terremo più i concerti in questo bellissimo Androne, bensì all'ex convento di San Francesco. L'Androne, con la stagione autunnale, riprende la sua funzione tipica, che è quella di introdurre ad altri luoghi dove si svolgono mostre. Le mostre oggi in corso sono una, la prossima volta ce ne saranno due e con la terza domenica 3. Quindi ci sposteremo ad eseguire i nostri concerti in un posto più raccolto, più adatto alla musica. La seconda notizia che vi devo dare è che, visto il buon esito della mesata di luglio, i Rotary Club organizzatori hanno deciso di prorogare la durata della realizzazione di questo progetto e quindi vi ringraziamo per la partecipazione che ci permette appunto di sperare bene e di continuare. Prima di cedere la parola all'assessore alla cultura Sardi, l'ingegner Sardi, vi presento brevissimamente i protagonisti di oggi, i musicisti, che sono Daria Greta Tonello al flauto, Elisa Brun al flauto e poi abbiamo Tommaso Zanchetta al violino che viene accompagnato dal maestro Alandario, docente. Questi sono gli allievi della scuola Benedetti Michelangeli. Poi per la scuola Benvenuti abbiamo Mattia Bazzo che si esibisce al pianoforte. Sono presenti in sala ovviamente il maestro Alandario, ma è presente anche il docente, maestro, compositore Romeo Salamon. Quindi un applauso per tutti gli artisti e cedo la parola per il breve saluto all'assessore Sardi. Buongiorno a tutti, veramente un brevissimo saluto perché tutti siamo in attesa di ascoltare questi
giovani talenti, direi, accompagnati da altrettanto validi maestri che si impegnano a, come dire, a continuare e a implementare la cultura musicale della nostra bella città, che in questi ultimi anni ha avuto veramente un'impennata di eventi, e penso che tutti ne possiate aver avuto contezza, perché ci sono stati concerti, c'è stata questa bellissima iniziativa del Rotary che, devo dire, ha avuto un grande successo. Perché con queste brevi intermezzi musicali si riesce a dare un senso alla nostra giornata domenicale, così mettendoci in armonia con la musica e con un buon vivere, un vivere bene nella nostra città. La nostra città è ricca di tantissimi eventi culturali di vario tipo, come oggi poi abbiamo tutte le associazioni, più di 160, che danno mostra della loro attività. È questo il civismo, è questo quello che serve alla nostra città e che penso continuerà sempre, al di là delle amministrazioni che si susseguono, ma lo spirito deve restare questo. Grazie a tutti, buon ascolto e alla prossima domenica. Grazie. Un'ultima parola, volevo dirvi che al piano Galleria 900 c'è una meravigliosa mostra di arte contemporanea. Se avete voglia fate veramente un giro, perché ne vale veramente la pena. Abbiamo un maestro milanese importantissimo e è una bellissima mostra. Grazie. Scusate.
Abbiamo l'onore di avere qui in sala il compositore Salamon, quindi approfittiamo. L'onore è mio. Maestro.
adesso funziona. Il fuoriprogramma che avete sentito si intitola Romanza per la pace ed è una composizione del maestro Romeo Salomon. Siamo di nuovo sul palco per l'applauso finale. I protagonisti di quest'oggi: Daria Greta Tonello, Elisa Brum, Tommaso Brandetta e Mattia Baggio. Siamo i loro maestri, Alan Dario, Romeo Salomon e anche Davide Lorenzetto, perché oggi non ha funzioni, è presente. Un applauso ai protagonisti. Vi ricordo l'appuntamento per la settimana prossima, sempre alle ore 12, ma la prossima settimana in convento, ex convento di San Francesco, via De Amicis, precisamente nella Aula Magna, che tutti conoscono come l'aula delle presentazioni di libri, quindi al primo piano. Cercheremo di segnalare in maniera che non ci siano dubbi su dove si deve andare. E che vi ricordo che i concerti meridiani fanno parte di un progetto che ha lo scopo di incentivare l'ascolto della musica e di incentivare i giovani musicisti. Quindi vi invitiamo ad essere generosi nei confronti di chi ci delizia durante questi concerti meridiani. In fondo alla sala a destra, all'uscita, c'è una cassetta, potete dare il vostro contributo per incentivare questi ragazzi meravigliosi. Grazie e alla prossima settimana.